Due mondi contrastanti, quello dei ricordi, quello della nostalgia, quello della luce immensa che Riva ha portato alla Sardegna e il buio del Cagliari di oggi che è andato incontro a una sconfitta amara che dimostra ancora una volta come la costruzione della squadra è una costruzione fatta non certo con criterio, dove le idee non sono del tutto chiare, dove il gioco latita, dove ci si affida al lungo lancio finale nella speranza di trovare il rimpallo giusto. Il Cagliari che ha festeggiato in qualche modo il ricordo di Riva, lo ha commemorato, lo ha festeggiato perché è un ricordo eterno ed è tutto nostro, è un patrimonio della Sardegna, quindi per assurdo anche di fronte alla scomparsa di Riva c'è stata questa festa intorno, io la chiamerei, proprio la festa dei valori, la festa della ricchezza, la festa della ricchezza d'animo e poi all'improvviso luci spente sulla gara. Luci spente perché abbiamo visto ancora una volta un Cagliari, come abbiamo detto, povero, messo in campo con strane idee di Ranieri. Quella oggi sembrava volesse legittimare gli acquisti dell'estate, che invece si sono poi infranti, soprattutto in difesa, nel corso della gara prendendo 2 gol anche in modo ingenuo e rischiando di prenderne anche degli altri. E poi ha tentato di rimediare, ma non con qualcosa di logico, con la disperazione, con il lancio avanti, con la negazione del calcio, con il pallone a saga ratonera, diciamo noi in Germania. E tutto questo chiaramente finisce per essere un rammarico nel contrasto proprio che si è creato nella stessa serata. Quindi rimettendo ordine, Riva rimarrà sempre. Riva è unico, solamente uno ce n'è di Riva e questo l'hanno cantato per tutta la serata. Quel tipo di valori probabilmente devono rimanere nel ricordo, ma dovrebbero rimanere anche nell'insegnamento che si dà alla gente, anche se poi siamo lontani da quei principi. E lo vediamo nel nostro mercato, nell'altro aspetto della serata, il fatto che il Cagliari durante un mercato badi addirittura a liberarsi di calciatori che sono utili per risparmiare, per tentare di raccimolare qualcosa che possa servire a un ipotetico mercato di rinforzo che di fatto è di depauperamento. Perdiamo forse Goldaniga, abbiamo già perso Mancosu per l'infortunio al ginocchio, cioè invece di venire fuori con risorse in più, verremo fuori con risorse in meno, addirittura dicendo o facendo notare che i giovani che abbiamo non sono all'altezza della situazione e quasi neanche ci crediamo, tanto da poterli mettere in campo e valorizzarli. Insomma, due messaggi contrastanti, da una parte tanti valori, quelli rappresentati da Riva, dall'altra quei valori che sono in qualche modo in questo momento traditi, perché se è vero che non si guarda al vile denaro, come ha fatto Riva per rimanere in Sardegna, forse qualche sacrificio lo possiamo fare.